Questa volta queste immagini non le abbiamo viste, però Messina, venendo proprio alle proposte concrete da fare, allora lei si rivolge ai veneti e dice che cosa? Perché è la terra dove si è perso un tessuto produttivo importante negli ultimi anni, dove il lavoro, prima si diceva in Veneto ti veniva a cercare a casa, adesso i veneti, come in gran parte d'Italia, fanno fatica a trovarlo il posto di lavoro. Che risposte si danno? Che non siano risposte demagogiche a dire, insomma, secessionismo no. E va bene, secessionismo no. E poi? No, ma vede, il nostro è un paese dove l'economia è prevalentemente mercato interno, oltre il 70%. Allora pensare alla secessione alla fine non serve assolutamente a nulla. Al contrario, bisogna rimettere nelle tasche degli imprenditori, piccoli e medi imprenditori che costituiscono il perno dell'economia italiana e anche veneta ovviamente, i soldi per poter far andare avanti le imprese. Ma come si fa? Si taglia il cuneo fiscale? Si fa in modo, come dicevo prima, di creare un tasso soglia di usura europea e consentire alle imprese di accedere ai finanziamenti da parte delle banche. Questo è fondamentale, abbassando il costo del lavoro dello Stato, incidenza del costo del lavoro sulle imprese. Solo così rendi competitive le imprese e consenti da un lato di far girare il mercato interno e dall'altra parte di poter esportare essendo competitivi, perché quando tu in Italia paghi il 46% di tasse come impresa e la media europea è il 21%, è evidente, puoi produrre tutto ciò che ti passa per la testa, ma nel momento in cui arrivi in Europa non sei competitivo. Ecco il motivo per cui bisogna intervenire. Ci vuole una volontà certa, tagliare gli sprechi, tagliare i costi della pubblica amministrazione. Quando si parla, stasera non ne abbiamo parlato, dell'abolizione del Senato, si abolisca, si decida con chiarezza che non serve, anziché mettere i sindaci a fare i senatori, hanno già tanto tempo da perdere per fare i sindaci, si chiuda, si abbia il coraggio di dire preferiamo un sistema monocamerale e la chiudiamo lì. Dico, dopodiché riduciamo il numero dei parlamentari. Io voglio indicarvi alcune cose, alcune cifre, spero che intervenga il governo Renzi, si dice che lo stia facendo, ma gli stipendi dei manager, perché poi abbiamo attaccato Moretti con i suoi 850.000 euro, ma io vi voglio ricordare per esempio i 4 milioni di euro di Fulvio Conti dell'Enel, Massimo Sarmi 2 milioni e 2 delle poste italiane, ce ne sono una sfilza. E poi attenzione, per ora sono agli onori della cronaca, ma quando smettono di fare quello che stanno facendo diventano anche pensionati d'oro, solo che non ce li ricordiamo più. Vabbè, allora, interveniamo su questo. E poi volevo concludere su una questione, perché è un problema di strategia di governo del Paese. Io ho incontrato oggi un'associazione di giovani medici, si sono chiamati Medici Senza Futuro. Capite la strategia che manca? Ogni anno si laureano in Italia 7.000 nuovi medici. Piccolo particolare, i contratti di specializzazione possibili in Italia sono 3.500, cioè la metà. Significa che la metà dei medici laureati non possono specializzarsi e quindi non potendo specializzarsi non possono trovare un lavoro. Allora il problema è investire nel futuro, ma con intelligenza, tagliare gli sprechi, ma puntare a quella che deve essere la crescita del Paese. Che voleva dire Foroni? No, ma questo è il tema. Se non si fanno queste cose è il tempo perso. Una cosa, un'ultima cosa sull'evasione, perché si è parlato di evasione, devo dire c'è anche una mia proposta in Parlamento quando ero componente capogruppo della Commissione Finanze. Introduciamo, anche qui ci vuole coraggio, introduciamo l'uso della moneta elettronica per importi e pagamenti superiori ai 100 euro. Basta, si fermi qui perché sennò facciamo tutto il programma. Sono soluzioni di cui nessuno... No, in realtà sì, posso leggere anch'io